Crediamo che la questione fondamentale di fronte al dolore sia reagire e crediamo che l'esempio che Giacomo ha portato con le sue tragiche conseguenze abbia fatto aprire gli occhi a tante e tanti. Per questo sabato alle 17 a Mestre centinaia di cittadini, associazioni ma anche forze politiche prenderanno parte alla manifestazione Per Jack, per noi, per tutti, riprendiamoci la città. Promossa da centri sociali e associazioni in ricordo di Giacomo, ma anche per ribadire ancora una volta la necessità di una gestione diversa della città, proprio come avvenne a febbraio 2023. Dobbiamo evitare che questo esercito di invisibili sia lasciato allo sbando e in quel momento là da problema sociale, se non viene affrontato in modo adeguato diventa problema di criminalità, come è successo esattamente una settimana fa. L'appello di Sebastiano Bergamaschi, amico di Giacomo e accoltellato insieme a lui quella sera in Corso del Popolo, è a non avere paura. A partire da oggi dobbiamo scegliere di tornare a vivere questa città, non chiudersi ognuno nella propria casa, ma tornare a viverla per far sì che ci sia un tessuto sociale che reagisce e la presidia quotidianamente. Ho letto tante parole che ci chiamano eroi e io non voglio che sia questa la retorica, non esistono eroi, non esistono superpoteri, esiste la scelta di agire. Per fortuna ci sono tanti modi diversi in cui farlo, noi abbiamo deciso di farlo così, ma il presidio e il tessuto sociale che si può andare a costruire sono una delle tante risposte che si può dare a partire da ognuno e ognuna di noi. La scelta che abbiamo fatto venerdì sera non è una scelta che si fa in un singolo momento, in una singola giornata, è una scelta che si fa nella vita. Lo rifaresti? 1000 volte. Alla manifestazione parteciperà anche la comunità bengalese, spesso vittima di violente aggressioni. Ogni settimana succede con noi perché i bengalesi maggior parte lavorano al ristorante a Venezia. Tornano più tardi, allora portafogli, sigarette, telefonini, succede spesso, quasi tutti i giorni. Intanto l'autopsia eseguita sul corpo di Giacomo ha rivelato che ad ucciderlo sia stata una sola coltellata. Sono queste le prime conclusioni cui è arrivato il medico legale. Mentre i genitori, distrutti dal dolore, si sono chiusi nel silenzio, ma attraverso un amico di famiglia hanno fatto sapere che al momento non se la sentono di incontrare il sindaco Brugnaro. Servirà del tempo, hanno detto.